Gli appuntamenti di giovedì 17 ottobre. Al Museo Raccolte Frugone di Genova Nervi si può visitare la mostra sul pittore Joaquín Sorolla e Bastida, intitolata L'impressionista mediterraneo, dalle 9 alle 19, dal martedì al venerdì e dalle 9.30 alle 18.30 il sabato e la domenica. Alla Cella Art Gallery di Santa Margherita Ligure si può vedere la mostra fotografica di Mauro Scarpanti dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Silvano Benedetti presenta il suo libro Guglielmo Marconi e la Marina Italiana, storia di un legame indissolubile, nello spazio aperto di Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure. Dialogherà con Roberto Besana, già direttore generale di Agostini, inizio alle ore 16. Nella sala della promotrice di Belle Arti di Genova, in Via degli Archi 39, c'è l'inaugurazione della mostra di Roberto Armiliato intitolata Paesaggi di Liguria, alle ore 17. Si tratta di dipinti fatti con la tecnica del pastello a secco, rimane visitabile fino al 9 novembre. Il Centro Famiglia Tigullio propone il laboratorio Giochi in musica per i bambini e le bambine da 0 a 3 anni, dalle 17 alle 18 in via della Cittadella 4 a Chiavari. Prosegue la rassegna cinematografica Secondo noi, Festival di Cannes, successi senza palma, a cura di Cortocircuito al Cinema America di Genova. Alle 21 c'è Do the Right Thing di Spike Lee, lingua originale e sottotitoli in italiano. La scuola di formazione teologica Mater Ecclesia e Amigos del Desierto Italia organizzano l'incontro con Pablo Dors intitolato L'ascolto che genera vita, alle 21 nel seminario vescovile di Chiavari e online. Iscrizione obbligatoria alla mail sft.chiavari@gmail.com.